Autonomia pedemontana e TAV. Tre temi fondamentali per il Veneto in questo momento storico. Tre ceffoni a mano aperta che il ministro dell'Interno Matteo Salvini rifila agli alleati di governo dal palco di Bassano del Grappa. Il vice premier, assieme a Luca Zaia e ai big regionali del Carroccio, ha lanciato la volata ai candidati leghisti alle imminenti amministrative ed è stato chiarissimo sugli argomenti più scottanti delle ultime settimane. Primo su tutti, quello dell'autonomia. La parola data è sacra. La Lega è pronta, ma è pronta da settimane, il progetto è pronto e non fa bene solo al Veneto e alla Lombardia, ma sono tante altre regioni d'Italia, al nord, a centro e a sud, che chiedono efficienza, trasparenza, autonomia, velocità. E i 5 Stelle stanno tirando in lungo. Vengano a spiegare ai veneti se hanno cambiato idea. Io non ho cambiato idea, ho mantenuto la mia parola su altri provvedimenti di legge, sulle tasse, sull'immigrazione e sull'autonomia non si scherza e non si accettano perdite di tempo. La sensazione a conti fatti è che si sia arrivati al momento della resa dei conti sul percorso autonomista, a 1 anno e mezzo da un referendum i cui risultati sono fin troppo chiari. Altro tema da bollino rosso è quello della pedemontana, fonte di infinite baruffe fra Lega e Pentastellati. È un modello di buona gestione pubblico-privato, di tempi, di efficienza, a dimostrazione del fatto che a volte le scelte locali e il coinvolgimento dei privati rendono più veloci e meno costose le opere pubbliche. A livello statale mi auguro, e anche su questo che non ci siano rallentamenti, la Brescia, Verona, Vicenza, Padova che vada avanti, perché abbiamo bisogno sì di strade ma anche di ferrovie. È pronta, ci sono i soldi, quindi non capisco perché qualcuno stia rallentando. E non poteva mancare la TAV, vero e proprio riassunto delle differenze di vedute tra i fronti dell'alleanza giallo-verde. Ma qui Salvini piazza un avvertimento: troppi no rischiano di far saltare il banco. Assolutamente, l'Italia ha bisogno di viaggiare, lavorare, esportare, inquinare di meno e spendere di meno. Coi no, io sono contento di quello che abbiamo fatto sulla legittima difesa, sulla flat tax, sulla pace fiscale con Equitalia, sulla legge Fornero, sull'immigrazione. L'abbiamo fatto perché tutti hanno mantenuto la parola data. Vedo che in queste settimane i 5 Stelle vanno un po' a braccetto con la sinistra nel nome dei no. No all'autonomia, no alla flat tax, no ai porti chiusi, no qua, no là, no alla TAV, no alla velocità, no all'energia, no al gas. Non si può andare avanti solo con i no, ragazzi.